L'odissea del sabato sera è quella che hanno vissuto i pendolari delle ferrovie che da Mestre rientrano a casa verso San Donà e Portogruaro. Dopo le 23 i treni sono ormai abitualmente sostituiti dagli autobus. Quelli di sabato 8 marzo, partiti da Venezia, sono arrivati a Mestre già tutti pieni. La gente che aspettava di salire, biglietto o abbonamento in mano, è rimasta a terra. I più fortunati si sono fatti venire a prendere, gli altri hanno passato la notte in stazione, nei bar o sulle panchine o a camminare in giro per Mestre per riscaldarsi. Una cosa vergognosa, non si può lasciare a terra gente che va al lavoro che finisce verso mezzanotte di sera, non si può andare avanti in questa maniera. Chi ha sbagliato deve rendersi conto che questo sistema non può andare molto a lungo, siamo arcistufi. Sabato sera il primo pullman diretto a San Donà a Portogruaro era da soli 25 posti, il secondo da 50 è arrivato a Mestre già pieno. L'autista non ha accettato di trasportare gente in piedi e ha detto che sarebbe arrivato un altro autobus di rinforzo che però non si è mai visto. I pullman che hanno istituito attualmente la Regione Veneto e Trenitalia non potranno mai rimpiazzare i treni che avevamo prima, mai e mai. Il servizio verso la Venezia orientale non funziona, soprattutto di sera. Il sabato in particolare, oltre ai pendolari, se ne servono i giovani che vanno a Venezia. Noi chiediamo le immediate dimissioni della giunta regionale attuale e rivogliamo i nostri treni. L'assessore Chisso ha dato la colpa per questo disservizio a Trenitalia e ha promesso che nella linea, se ci sarà richiesta da parte dell'utenza, al posto dei pullman sostitutivi verranno rimessi in servizio i treni. Il Comitato dei Pendolari da tempo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica sulla gestione del trasporto ferroviario sulla linea da Mestre a Portogruaro, ritenuta non all'altezza. Sarà la magistratura a valutare chi sono i responsabili. Noi abbiamo fatto la richiesta ben specifica in Procura per capire dove vanno a finire questi soldi. I soldi che ha la Regione per il trasporto ferroviario veneto sono nascosti o vengono mal gestiti.